Allora, torniamo a parlare del pacchetto sicurezza che è diventato legge la settimana scorsa ed è soprattutto la parte che riguarda le badanti, la sanatoria che in queste ore fa soprattutto discutere. Ci sono molte preoccupazioni soprattutto da parte delle famiglie. Questa mattina Marta Marangon è andata a Treviso a sentire un po' qual è l'opinione della gente e poi sentiremo anche qual è l'opinione del sindaco di Treviso. Sentiamo. Io faccio tutta la settimana, faccio 2 case al giorno, da 5 ore, da 4 ore. Come mi rispettano, io rispetto. Ho avuto bisogno di una badante per mio marito e mi è stata di grande aiuto. L'ho tenuta in tutta onestà senza nessun permesso, sono passati però parecchi anni perché io avevo urgenza di averla e non c'era la possibilità di fare tutta la documentazione. Purtroppo le badanti per noi oggi sono indispensabili, se troviamo un'alternativa ben venga. Come entrano è giusto che siano in regola e che anche loro lasciano i contributi. L'introduzione del reato di clandestinità continua a far discutere e dividere i trevigiani, soprattutto per la posizione di quell'esercito di colf e badanti, secondo le stime 25.000 in Veneto, 3.000 nella Marca, che non sono riuscite a regolarizzare la propria posizione con i precedenti decreti flussi. Di oggi la presa di posizione molto dura della Caritas trevigiana, che parla di pacchetto in sicurezza che non sarà di beneficio a nessuno, con ricadute sulla salute della collettività ed un aumento dei costi di gestione degli irregolari nei centri di identificazione. Se l'albero è ammalato, commenta Don Davide Schiavon, direttore della Caritas di Treviso, non si può avere la pretesa di curarlo partendo dalle foglie. Rispedisce il messaggio al mittente il segretario nazionale della Lega Giampaolo Gobbo. Premesso che posso anche capire la difficoltà delle famiglie, il problema è regolarizzare una situazione che non è legale e quindi la questione della clandestinità deve essere per forza